Sì, sono in tutto 488 i casi di contagio in Veneto, più 29 rispetto a ieri, 127 i ricoverati, 44 in terapia intensiva, 12 decessi, ce ne sono 7 in particolare a Treviso, che è il cluster più ampio per quanto riguarda il Veneto, e da oggi parte un nuovo esame a tappeto su tutta la cittadinanza di Vo, 3.300 abitanti, si chiama tecnicamente il tempo 1, verrà confrontato col tempo 0, cioè sull'esame al tampone che è stato eseguito 12 giorni fa, questo per capire l'evoluzione del virus, la durata dell'infezione, la curva di regressione e la capacità riproduttiva. Si tratta di uno studio davvero unico al mondo, finanziato dalla Regione Veneto con 150.000 euro. C'è sempre il fronte dell'emergenza sanitaria, mancano 450 sanitari che sono in quarantena e la Regione ha chiesto al Ministero che cambi le direttive, che tornino di nuovo in servizio perché sono a rischio chiusura almeno 3 reparti all'ospedale di Padova. E poi c'è un fronte giustizia, dal 9 di marzo al 31 di marzo sono state sospese le udienze penali e civili al Tribunale di Padova, questo per evitare assembramenti. È tutto.